Sul fil de fantasie, in te filande di Dignan. Flabi di frus, pai frus. Gli entrade. Ai fin dal vocent, l'economia del Mont Furlan era una vore puere e si poggiava sulla rut sul lavoro contadin. Un grum di femminis, dunque anche fruttes di 12 anni, per aiutare la famiglia a cirire il lavoro in te sfilandis. Gli sfilandis erano vers tesauris architettonics, fatti su d'ogni corso d'aga per far funzionare le macchine ed operare le aghe stesse per la lavorazione des galettes. E era introdurres una vore ordinare in quel team, che tutti i contadini allevavano i cavalieri. La paglia in te filande, dut cas, era una vore puere, anche se li sori di lavoro erano tantis. Gli empiri filandinis de filande di Dignan e lavorava anche a Nute, una guarfina di 12 anni che per mantenere sé e la nonne malate di bronchite cronica aveva scognuto l'imbracciale sul lavoro, dove che, come tutti le altre femminis, era stata chiappata per sospicciole mans, che poteva inchiattare la glandi dal fil senza difficoltà. 1, 2, 3, coraggio. Anche che giornate, ieri bielgià une vore sfadiose, per picciole anute, che pensave sempre ai puere none, in tagliet, malade, di bessone. Oh none, cusà se tu has bisogno di me, salo cor, tu mi ciris. Poi sta che non tu rivis neanche a mangiare, come che non soi a chiase o non rivi a aiutati. Oh, salacor. Il loro spioso direttori vedin tenute cence fanoie alle donne gridante. Frutte, torni a vore, muoviti, oppure ti mandi a chiase. La vos severe da l'omp, vos buine di dominà anche i chians des filandinis, le riportà in realtà. Anute aveva in targei avon de galettis, e le donne dal chiadincule aghe di bol, la supposizione di quanche lavorava in te finale, e chiole su, con gli mans qualche galette, e li smette in te aghe. Tutto in un momento, une galette di color celeste scomincia a muoversi, a saltare, ci rendigliesi dal chiadin. Non da casa e situazione, perché le galette di bol esposte le robes, Anute e scomincia a cirì la glang di qualche galette. Ma la galette celeste che le aveva incuriosite prime e continuava a muoversi gli enfri che altre galette senza farsi tupià. Lasciando in allora il suo lavoro, Anute scomincia a cirì di chiappà le galette ribelle, fintre mai che, da spone vori di tentativi, arriva a vele in mano e, da spove chialadator, le mette di squindon in te sacchette. Come aveva proprio di continuare il suo lavoro, ma dentro di sé voleva anche scuviergi perché che galette si era comportate in quel modo così strano. Che se restasse prima di indormidirsi in tal socchianton in te filande, e viveva messe lontane per poter tornare a casa ogni sera, Anute e sentì una voce clare che gli domandava aiutori. E frutto si tira sulle scuviertis e ci ridichi a passione. Il lavoro che giornate le aveva proprio stracate, anche perché il direttore le aveva controllate tutto il dì, ci rendichi a tale con gli mans dal sac per mandarle a chiesa. Ma io non poteva perdere quel lavoro. Con tutto quel che ci rive di no da pes, le voci misteriose continuava a tormentare con i suoi spregieris. Ai fin d'ut caso le frutte arrivavano in dormidissi, ma il siump al fo plendi che al cius un'evore strane e il protagonista in tutto questo al fa proprio il cavalier dentro le galette celestine che aveva di squindon platate in te sacchette. Galette che ieri aveva proprio dismontate. Che il cavaliere i fevelava di sé, de nonne sentate sulla socia tre, donge dal fuc, intente a filare, ma i contava anche di un bosco, dove che i Morars avevano creato un trono speciale. Il cavaliere gli domandava di ignorarlo, di ascoltarlo, di aiutarlo. In quel momento la musuta del cavaliere e diventava la musa de nonne, e gli domandava di là in tal troi, fin tremai un corso di aghe, dove che, plene di sete, gli si inzenaglava per bevi.
In quel preciso momento, denandie e comparivano bellissime gane che le tre prove sono ancora difficili di superare, raccomandandosi che sono livelli passati, un estremamente importante non si sarà screata. Il Cian des Filandinis al dismuoveva la frutta. Tutte confusionate si alzava dall'et e scominciava a prepararsi per giornate di lavoro. Là dentro e sentiva ancemò la voce delicata dei gane. E proprio in quel, in te sacchette, e sentimmo sì le famose galette celestine. E un po' di pore, le chiappa in mano, le chiala ben, e con maravè capì che le voci che le aveva accompagnate tutte le notti e veniva proprio di che piccole creaturine. Anute, posso io che ti fai dire? Non stavi pure. Se tu mi ascolti e tu fai ciò che ti dis, tu arriverai a aiutarmi. Riguardis tu la gana che tu hai veduto in tensione? Io ti puoi dire della chietà ciò che io ti ho domandato. Aiutami, ti prego, ti sarei grato per sempre. Anute di sicuro maraviate e anche confusionate e decide di ascoltare la creaturina. Iei dise di nuovo, dilenta al bosco, di morars, che aveva ben già contato la nonna in tensione. Se ie e l'ave di là dal Troi e di là dal Cors di Aghe, e va rischiatato un ruolo che va dato tutto quel che coventava per superare le prove date da gana. In queste segnota Anute e va svut di tagliare 100 chilos di fues di morars. Le frutte, appena che le giornate di lavoro fu finite, e partì verso le strade che gli erano state indicate, e chiata al bosco, e lei di lungo il Troi, e lei di là dal Cors di Aghe, e arrivà lì di un rol. Platade gli enfri une buse in tal ciò, e vedè une pestadorie strane. Ne vore ucciade, le chiapà, le portà con sé, in te filande, e con tune velocità e une precisione unichis, le pestadorie erano magiche, e fece che le agane gli aveva domandate. Superate le prime prove, le galette celestine, che gli aveva sempre in te sacchette, e fe un salto. La frutta le chiappò in mano e si ne accorgè che gli era un po' più grande. Proprio che creaturine, con tune voci delicate e inmaganti, disse: Grazie per i tuoi aiutori. Come polse, ma domani vi pignot. Tu varras di fare un chilo di fil di sede, un evore liser, fil che avaltan che laur. Che tornate, paranute, e svolavi in un momento, perché la frutta, sul suo piccolo segreto, aveva accettato il muto di sopportare il peso dal lavoro, la severità dal direttore, che non la molava di controllare e di scandagliare ciò che faceva. Appena che fossero, quanche ormai tutti gli sfilandini con le loro preghiere e i loro chians avevano lasciato le filande e non gli era più nessun attore, Anute tornati a le strade pal bosco, e lei di lungo dal Troi, e lei di là dal Cors di Aghe, e arrivò a lì dal Rol. Anche in che sgnot e ieri le lune, ma queste volte e l'usorava le slidris, e proprio da lì le frutte, e viode le smanecces che, una volta tornate in filande e mettute su, e le sarin, la frutte, lavorà le sgaletes e ottenì ciò che coventave, cence scotassi e cence grange sfuars. Propit quanche aveva finito di fadut, le creaturine in te sacchette si muove di nuovo. Ie le chiappà in te man e viode che anche che volte era diventata più grande. Il picciolami gli disse: Grazie di cura dal tuo interesse, come polse, ma tu hai anche mo une prove di fa. Tu hai di tiesi 5 fasoles, une vore delicate. Va sempre a lì dal roll. Tu chiataras c'è che ti covente. Le frutte e le addormì e le giornate dopo e fe con scrupoli il suo lavoro. Noi agliere pui parie pesante. E aveva una amica di Iudà, e riguarda nonne malade le aiutave alla indenant. Se non poteva aiutare le femmine, al manco le poteva farlo con qualche don che gli era donne. Quando si fessere e fu di Bessole, si inviava verso il bosco
e le di lunghi il troi, e le di là dal cors di aghe, e arriva a lì dal rol. Come in tesnios appena passades, e iere le lune, e che ste volte slusorave un ramac, e jenfre li sos frascis la frutta e viode un picciul telar di len. Lu chiolè, e viodin che non gli era tan pesant, lu portò con sente filande. Una volta gli entrade, doprando il fil distrigad le sere prin, e arriva a fa 5 fasolè su nevore lisers, quasi svoladis, ma delicas e un nevore piei. Proprio in che il suo picciolami si movente su sacchette. Gli lucio lente mano. Ma per sbaglio, lui la sacco là in un tunchiadin, con le aghe di bon. Non te preoccupate, e ci risubì di chioli lu su, ma la galette isbrissava sempre des mans. E giusto c'eren plui volte si chiappalo a nutte e scominciò a sfilalu, e ve che denan dei siei voi le creature e cambia a spiet, diventando un bel giovin cui voi celesti e che avei bions e fins come le sede. Il giovin la chialà con una voce di ridi e dise: Vea chi che io soi, finalmente, anute, grazie di avermi aiutato, ben fidanze da me parole. Io soi Checco, o ven dal gestiel di Darcian, o ven de famè dai cons. Purtroppo, qualche mese in da or, la mia seconda Mari, che non mi sopporta, mi ha fatto mangiare un panin con dentro fues di morar bagnadis, e io soi diventato una galette. Per fortuna, tu mi has veduto in tal ciadin di aghe di bol e tu mi has ciappato su. Proprio tu, con le mie indicazioni, tu hai rotto seriamente dalla che ho ieri confinata e così come ho sono salvo. Quando che ho sono diventata una galette, scomparendo dai voi di mio pari, per qualche settimana ho sono stata tenuta a casa e così lo sai che il mio pai al pative per me disparire e che aveva organizzato delle ricerche. Purtroppo però una serva mi aveva mettuto in tal zei con che altri galetti e ho sono stata portata in defilande di Dignan. Come ho potuto tornare a Cistiel, o starai un'evore attenta di me Mari e o contarai tutto il mio chiar pai, ma non mi dismenterai di te e dal tuo buon cur, anzi, come ho tut cas o voi, mandi e grazie di gnov. Anute confusionate ma anche contente e la sala giovane. Si mette in tal suo Anton Liet e con la intuizione profonda, plen di immagini strane, là che una galetta diventava un bien giovane che le giornate dopo si alzava. È come se lui al fosse succeduto, forse tal era proprio così, si dice, e scominciava il suo solito lavoro. Allora dopo misdì passato, anche il direttore ha clamato tutti i filandini, fermando il lavoro. L'anda urdes femmines in tal curtil, Anute viodè d'ogni dall'om un giovine elegante che arrideve. Allora proprio il stesso giovine che allora è stato in tai sei siums integnot prima che... Ma sì, allora proprio del giovine che aveva fevelato ieri e che si era trasformato denando ai sei voi di una galetta celestina. E giusto che il giovine comò stava l'ant d'ogni di ieri e stava chiappando le mani. Paramute così timide e riservate che situazione lì suonava un'evore strane. E varesse quasi voluto platarsi da morars che crescevano in tal curtil denande filande. Ma il giovane insisteva, così le frutte si richiattava denande al direttore. Anute, mi è stato detto che tu hai aiutato il conte e proprio il conte come al vuoi ringraziati. Alla portato talc per tutti gli sfilandini, ma per te in particolare alla portato queste plen di mangiative, medicinis, petonone e beis, raccomandanti che ti vegni dato anche il permesso di tornare a casa. Ti accompagnerà proprio il conte col suo biroccio. Anute, se tu varras di tornare, non ti ciapparina a braccio verso, se no, grazie per il tuo lavoro.
nome qualche giornate dopo Anute discoverge che il pari dal frutta aveva regalato al direttore a tutte le sfilandine un premio in base, un evore importante. Anute investit non torna più a lavoro in Finlandia. Il suo nuovo amico e il conso pari scominciarono alla chiesa de nonne de frutte. Le nonne di fatto in quel periodo ieri guarite si era dimostrato un evore brave a tenere l'allevamento ai cavalieri dal conte. Il frutto invece si era un evore affezionato alle frutte che alleve a chiatà ogni dì portando sempre regali di valore. Io aveva così potuto tornare a scuola e studiare. Qualche anno più tardi due giovani a scoviaggiare in di volessi bene e così attaccare in amorosa. Ai loro gnocce all'era in tutte le sfilandinis e anche il direttore che in realtà non gli era stato proprio così buono verso le biele novice. Ovviamente il vestito di Anute al fofat, con sede pure, proprio le sfilandinis de Filande di Dignan i regalare in la biele sede che coventà per farlo. Ma queste è tutte un'altra storia.